Amici bellini, parliamone, perché a quanto pare ci sono state delle cose. Io per questo io devo sempre aspettare, perché poi la cosa di Mertens esce proprio nel momento in cui io posto il video ieri, ma non fa niente perché noi eravamo già preparati. Parliamo di tutte le altre cose. Cominciamo. Allora, sempre le cose carine prima, belline. Giovanni DZ, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Siete forti, siete pronti, siete veloci, siete fedeli, come i tifosi del Napoli, che a prescindere non riescono a mollare questa squadra. Noi lasciamo un like ideale alla maglia, solo alla maglia, no, non quella del Belgio. Oggi però gioca il Belgio. Lasciate un like perché parliamo e che per la prima volta possiamo sbilanciarci un pochino per quanto riguarda il portiere, perché stavamo aspettando notizie da Ospina che a quanto pare non arrivano. Di conseguenza è un po' come se Ospina avesse scelto Meret come prossimo portiere titolare del Napoli. Cioè non l'ha scelto il Napoli. A me questo che mi potrebbe dare un pochino di paura, non di fastidio assolutamente, perché secondo me Meret con la fiducia, con un po' di calma, con un po' di fortuna, perché servirà un po' di mazzo, secondo me quest'anno più dell'anno scorso servirà un po' di mazzo. E vi dico una cosa, servirà a cominciare bene, perché noi l'inizio dell'anno scorso cominciato benissimo, ci ha messo bene in pace con l'ambiente, con Spalletti, abbiamo apprezzato tutta una serie di cose e tutta la squadra poi ha vissuto anche di rendita per quei risultati iniziali. Poi dopo, quando siamo un pochino venuti meno, avevamo comunque quel margine rispetto alle altre squadre che ci ha portato fino alla fine a qualificarci in Champions. Però questa volta abbiamo molte più incognite, molte più incertezze, perché l'anno scorso non è cambiato niente. L'anno scorso Giuntoli indovina l'acquisto chiave, che chissà e come entra fa la differenza, ma poi non era cambiato niente, quindi c'era un impianto di squadra, c'era una struttura, c'erano degli equilibri nello spogliatoio che conoscevamo molto bene, con pro e contro, perché assolutamente il Napoli non è che ha questo spogliatoio perfetto, quindi potrebbe anche migliorare. Ascoltatemi bene, io cerco anche di diffondere un pochino di ottimismo, perché sennò lo so che qua diventa tosta, però dobbiamo anche remare tutti nella stessa direzione. Potrebbe anche migliorare lo spogliatoio senza alcuni punti di senatori che magari comunque esausti per non poter vincere mai, per aver effettuato sforzi incredibili non premiati da una vittoria. Potrebbe anche migliorare, solo che noi dobbiamo capire dove ci andiamo, perché se le notizie di Sky ci portano di un progetto di rinnovo di 5 anni di Meret, vuol dire che il Napoli fa una scelta bella chiara. Che sia una scelta di conseguenza alla mancanza di risposta di Ospina, questo è un altro paio di maniche, e ovviamente sarà la prima domanda da fare a Spalletti quando ci sarà possibilità di parlare con Spalletti al ritiro, perché se abbiamo detto tutta l'estate, l'abbiamo visto l'anno scorso, che Spalletti comunque ha finito per preferire Ospina, se Ospina viene meno ed è il secondo portiere a tutti gli effetti che viene premiato come primo quest'anno, vediamo chi sarà il suo secondo, perché poi teniamo Marfella, dobbiamo capire se torna Nikita Contini, di cui si dice un gran bene, ma ovviamente servirà un portiere all'altezza, perché non si ama. Meret purtroppo è anche sfortunato, quindi spesso si è infortunato, e quindi devi avere un portiere all'altezza con esperienza, perché ricordiamoci che facciamo anche la Champions, e ricordiamoci che se dovessimo uscire dal girone potremmo anche doverci giocare l'Europa League. Ricordiamocele queste cose qua, che la Champions ti leva punti, cuba punti, eccetera eccetera. Quindi mi fate sapere pure nei commenti voi che cosa ne pensate di Meret titolare della prossima stagione, se andiamo a migliorare, se è tutto a posto, perché poi è la difesa che si deve fidare del portiere e viceversa. E sulla difesa ovviamente resta in piedi il discorso di Koulibaly. Tra l'altro
il giornale pare abbia risposto, sai quando chiedono scusa e fanno peggio, che poi io leggo grazie a Maurizio Zaccone che ha comprato il giornale, poi l'ha riportato indietro dopo averlo letto, scrive, dice: lontana anni luce da me e dal giornale la volontà di urtare la sensibilità dei lettori. Già questo è passive aggressive, chi conosce questo termine già sa, è passive aggressive scrivere così, quindi già non sono scuse. Che racconta così, napoletani e non, ho solo raccontato e scritto in base a informazioni che ho raccolto e confermo, cioè non sono scuse di niente, confermi le iniziali difficoltà di Koulibaly all'arrivo a Napoli, e le stesse cose avrei scritto di qualsiasi altro giocatore al debutto su qualsiasi altra piazza. Falso. Falso assolutamente, perché se il colore della pelle non era quello là non avresti mai usato quel termine, ma quindi andiamo avanti. Mi dispiace invece per il termine così utilizzato per dare il senso della varietà di difficoltà affrontate dal giocatore in Italia, che purtroppo ha causato un equivoco che non riguarda la tifoseria napoletana nel suo insieme, che anzi più volte si è schierata col giocatore contro il razzismo. Allora dovevi fare un bell'articolo. Quelli che lo hanno chiamato così, per esempio l'Inter, per esempio tutte le squadre così, io poi non mi ricordo, vi dovevi iscrivere al canale Telegram. Sì, perché poi fa bene anche ad Instagram, iscrivetevi a tutte le cose. Quindi le scuse, peggio, poteva evitare, a volte stare zitti è meglio, stare zitti prima di fare l'articolo. Sì, ancora le voci di Ostigar si rincorrono, ma dobbiamo aspettare ufficialità che ancora non arrivano. Però il problema adesso è un po' a centrocampo, perché si rincorrono le voci di Fabian che si potrebbe arrivare alla rottura, e mi raccontano che se con Koulibaly non dovessero arrivare offerte si potrebbe continuare fino a scadenza, e quindi Koulibaly potrebbe essere come Insigne, proprio capitano che gioca a scadenza e si fa l'ultimo anno e poi si decide, e il Napoli magari ha il tempo in un anno di scegliere il suo sostituto, di prepararsi, come un po' è stato fatto con Kvaratskhelia. Che poi Kvaratskhelia sarà l'erede di Insigne, questo non lo sappiamo, però potrebbe il Napoli organizzarsi così con Koulibaly. Con Fabian si dice diversamente, perché con Fabian ci sono stati tentativi di rinnovo negli anni, almeno così ci dicono, così parrebbe, e Fabian abbia sempre rifiutato. Di conseguenza molti stanno ipotizzando questo nuovo caso Milik, dove magari finisci fuori squadra, non giochi, e ok, ma cosa ne pensa Spalletti di avere un Fabian e non poterlo utilizzare? Perché se Milik, ok, siamo d'accordo, ma all'epoca c'era comunque un Mertens che giocava, eccetera eccetera, non lo so se Spalletti è proprio d'accordo. E si parla ancora di interessamento. Quando ne parla Pedulà io un pochino di più mi fido, e quindi ci ricorda l'interessamento di qualche anno fa dell'Atletico, però nel frattempo ha preso De Paul, quindi io non credo che le due cose siano, perché metti Fabian e De Paul al centrocampo, sarebbe un po' strano, a meno che non si vogliono liberare di De Paul, ma De Paul al Napoli è da escludere assolutamente, perché si arriva a 6 milioni e 5 con il lordo, quindi è impossibile. Nel calcio tutto è possibile. No, nel calcio questo è impossibile, che il Napoli si possa permettere De Paul, è impossibile proprio. Poi si parla pure della Juve che si parla anche Koulibaly, ovviamente, perché devono mettere, che siano vere o meno le voci, devono mettere questa cosa e tenerci sempre in tensione, perché i casi sono successi nel passato, e quindi lì andiamo in difficoltà, ma non tanto per Fabian in se stesso, ma perché almeno sul centrocampo noi avevamo quasi la certezza, non dico la certezza, ma che non dovevamo muovere molto. E invece, se è vero, il discorso Valencia, Gattuso, Demme, io ve l'avevo detto subito, e se è vero che effettivamente uno se lo vuole portare dei suoi fedelissimi, e quindi il Napoli non ha certezze su niente. Se arrivano offerte per Demme, è capace che il Napoli, pur di fare un po' di cassa e abbassare l'ingaggio e comprare un sostituto che prenda un pochino di meno di ingaggio, è capace che il Napoli lo fa. Quindi io non sono più nemmeno sicuro di Demme, che oltretutto è stato utilizzato pochino da Spalletti. Però ragazzi, mettiamoci d'accordo, il Napoli non può distruggere tutto e liberarsi anche di tutti i sostituti che bene o male possono mantenere il livello della squadra anche a un certo livello. Demme è inferiore probabilmente ad Anghissà, ok, ma devi poi sostituirlo. Allora Fabian, Barak per esempio, anche se gioca un po' più avanti, Demme, Tameze, per fare due nomi del Verona, perché il Napoli col Verona c'ha una linea preferenziale così, ma Tameze comunque a me piace molto Tameze. Se esce Demme e arriva Tameze,
come sostituto di Anghissà a me non dispiace, però non ne sento parlare perché non abbiamo sentito parlare di centrocampisti in entrata, allora un pochino di problematiche mi sento di vederle. Dopodiché ovviamente la questione Mertens che dalla conferenza in Belgio, insomma in nazionale, non ho potuto sentire le sue parole, la viva voce delle sue parole, non so nemmeno in che lingua abbia parlato, però dobbiamo stare a quelle che sono state le traduzioni che ci hanno riportato, e ci dice che lui ovviamente ci è rimasto molto male, che nessuno si sia fatto sentire, che si siano mossi così tardi. È un po' quello che disse Perisic a fine stagione, dice: giocatori forti li devi chiamare prima, non aspetti fino alla fine. Non ha tutti i torti Perisic, non ha tutti i torti Mertens, però De Laurentiis ha fatto così, De Laurentiis ha detto: mi chiami tu, mi fai l'offerta tu, evidentemente l'offerta è stata, la richiesta è stata fatta, e il Napoli decide di non rispondere. Ora, che sia una cosa giusta o meno, che il Napoli voglia rinfrescare tutto, che non voglia puntare più su Mertens, o magari che Spalletti non ha intenzione di utilizzarlo, per me va benissimo, dobbiamo comprare un attaccante, perché se puoi sostituire Petagna con Djuric, si dice, della Salernitana, va bene, ma hai uno specialista di testa che ti può entrare nei secondi tempi. Se viene un raffreddore ad Osimhen, che ribadisce tra l'altro, ma ci sono voci, nel mercato tutto è possibile, ma è una cosa che lui dice anche in Nigeria per farsi, perché si sente bene, si sente il protagonista della Nigeria. Potrebbero anche non esserci queste voci e potrebbero essere anche rifiutate certe offerte, però tu Mertens, al di là di quello che è stato il trattamento, e che il più grande recordman di gol della storia del Napoli andava trattato in maniera diversa, andava salutato in maniera diversa, quello che lui rappresenta, lasciamo perdere, parliamo solo di campo. È caduto martedì, no, martedì sta bene, no? E quell'altro, Gio Pellecchia, è caduto Gio Pellecchia, il caldo assai. Insomma ragazzi, Deulofeu va bene, ma io vi dico una cosa, sto puntando molto su Kvaratskhelia. Se dovesse poi venire un raffreddore a Osimhen, in attacco prima punta ci finisce Kvaratskhelia. Io lo sto spostando dappertutto a Kvaratskhelia, lo voglio mettere seconda punta, lo posso anche immaginare prima punta. Sto cercando di entrare nella mente di Spalletti, che magari, capito, come lo sostituisco e cosa faccio, così. Il Deulofeu falso 9, secondo me lo metti spalle alla porta, non lo so, come non metterei mai spalle alla porta a Luis Alberto, perché si parla di Luis Alberto, ma poi da là deve uscire Politano. Insomma ragazzi, un'altra quindicina di giorni per avere delle certezze, le certezze dei giocatori che vanno in scadenza. Mertens, cioè si finisce il contratto, Ospina, e poi comunque qualcuno potrà dire ma il Napoli solo può ricomprare. Vi ricordate, si diceva lo stesso di Maksimovic, che non trovava squadra, e dice ma se mi abbasso l'ingaggio mi rivolete? Per Mertens non credo che sarà questa il suo futuro. Ha detto che sceglierà un bel club, e se lo sceglierà bene ci saluterà col sorriso, magari senza fare polemiche, però io ci sono rimasto male. Devo dirvi la verità, non abbiamo più certezze, questa è la verità. Si riparte probabilmente da Meret, non si sa se rimaniamo con Koulibaly in difesa, quindi difesa tutta da capire. Oliveira 3 settimane come vi avevo detto, poi ritornerà non abbiamo certezze a centrocampo, probabilmente dobbiamo immaginarci un Lobotka e Anghissà titolari se si gioca a 2. Si può aggiungere Zielinski se si gioca a 3, vediamo la situazione Fabian, monitoriamo, estate caldissima, e in attacco ragazzi, perché non si parla di Lozano? Perché Lozano si è operato alla spalla e quindi sarà indisponibile per un po'. Io voglio sperare che su Lozano si possa puntare, come Mertens venendo dall'operazione alla spalla è tornato freschissimo, speriamo di rivedere un Lozano bello vivace, che possa affiancare Osi con Kvaratskhelia magari, quindi freschezza assoluta in attacco, belli freschi, belli giovani, belli veloci e pimpanti, e speriamo di cominciare bene, perché altrimenti con la piazza così scontenta e le altre squadre che si muovono e non si muovono, che comunque cercano di insidiare quel quarto posto utile per la prossima Champions, che poi alla fine è l'obiettivo del Napoli, se non cominciamo bene rischiamo di brutto. Da New York, Valerio Fluido è tutto, un po' di mazzo, è bene chiamiamoci il mazzo con i like, dai. Ciao, sono Saveria Solida.
se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.